Cari amici, questa volta devo scusarmi, ma mi riferisco solo a chi ci segue da casa, insomma, cari amici di Sardegna 1 e quindi di Sardegna in Festa, è passata una settimana, quindi non so se tutti voi avete seguito la prima parte, noi siamo qui a Florinas, nell'anfiteatro comunale, a festeggiare questa 27esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, che si è già sviluppato con una prima parte importante. Adesso noi riprendiamo subito con quel luogo dell'Africa australe, la parte più meridionale del continente africano, il Sudafrica, che è l'unico luogo che tra l'altro ha tre differenti capitali, ma conserva queste sue etnie che hanno determinato lo sviluppo proprio umano in questo luogo del mondo così importante. C'è fra le tante culture popolari del luogo c'è la cultura Zulu, infatti il saluto che hanno fatto inizialmente era proprio in lingua isiZulu e sono 11 milioni di persone ancora che fanno parte appunto di questa importante tradizione e cultura del popolo sudafricano, e noi lo rivivremo attraverso questi ritmi ipnotici proprio dei tamburi che saranno capaci di alimentare queste danze, dove all'insegna di questa performance c'è sempre la forza fisica. Voi vedrete come la resistenza degli uomini e delle donne riescono a fare degli esercizi veramente di grande livello atletico, ma tutto con quei ritmi incalzanti dei tamburi. E naturalmente sono danze propiziatorie, sono danze di iniziazione, sono danze di corteggiamento e sono danze di buon auspicio anche per le pratiche della caccia e della pesca. Insomma, un tuffo nell'Africa più profonda con la cultura Zulu, grazie al gruppo Indlondlo Zulu Dance che arriva dal Sudafrica.
Allora, noi dopo il Sudafrica proseguiamo con questa nostra festa e seconda trasmissione. Dovremo, come dire, attraversare anche